Perché fare un libro sulla tragedia della Saras, a Sarroch, quando ci sono tanti morti sul lavoro in Italia? Questa è una cosa che in genere è una domanda che fanno quelli che sono infastiditi dal fatto che uno si occupi di quella cosa in particolare. Ma bisogna pur scegliere. Io questo libro l'ho voluto fare banalmente perché sono nato a Cagliari, sono sardo. Mi dispiaceva che succedesse che 3 morti per i sardi potessero morire nel disinteresse generale. Perché allora la scelta del titolo Il paese dei Moratti? Perché il paese dei Moratti è Sarroch, ma il paese dei Moratti è anche l'Italia. E questo titolo l'abbiamo scelto proprio per dire questo. La storia di Sarroch ci riguarda tutti, è una storia importante per tutti gli italiani. Ho cominciato a pensare a questo libro qualche giorno dopo l'incidente, cioè dopo il 26 maggio 2009, ho cominciato a lavorarci in modo intenso un anno fa. Diciamo che ha richiesto 9 mesi di lavoro. Ho fatto quello che fa un giornalista che fa inchieste, ho raccolto informazioni con un lavoro anche abbastanza complicato e soprattutto la cosa più difficile era raccontare le cose secondo una struttura narrativa che non annoiasse il lettore. C'è stato qualcuno che è stato un po' infastidito dalla realizzazione di questo libro sulla Saras? L'impressione che ho è che qualcuno infastidito è la Saras, però l'avevo messo nel conto. La Saras, come tutte le grandi aziende, non ama che qualcuno si impicci dei suoi affari. Avrà cercato anche di contattare i Moratti. Qual è stata la risposta dei Moratti? Che non gradivano parlare con me. Hanno motivato?